gli attacchi notturni al tram in Viale San Marco la paura dei conducenti. Secondo gli autisti chi spara starebbe mirando proprio a loro con biglie scagliate con la forza di un proiettile. Sconcertanti novità sulla superperizia sulla solfatara di Pozzuoli nella quale sono morti mamma, papà e figlio di Meolo. Secondo i periti non c'erano i presupposti minimi di sicurezza. La polizia locale ferma a Venezia 4 russi che nella notte di ieri hanno fatto una cinquantina di imbrattamenti a Castello tra Campo San Filippo e Giacomo e Santa Giustina. Continuano a far discutere alcuni aspetti del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato dal Comune di Venezia, gli attacchi dell'opposizione e le opinioni dei cittadini. Il veneziano Beppe Caccio, interrogato ad Agrigento in qualità di armatore della Mare Ionio, si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la nave resta sotto sequestro. Un anno è passato dalla morte di Diego Rampazzo, il giovane morto in un incidente stradale sulla Noalese e il padre non ha ancora i risultati dell'autopsia. Festa grande per il primo anno di attività del mercato coperto di Campagna Amica a Mestre con un bilancio decisamente positivo e il gradimento da parte dei cittadini. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque gli attacchi al tram di Mestre perché continua la caccia all'uomo per individuare il o i responsabili degli attacchi notturni, biglie scagliate con la forza di un proiettile. Secondo gli autisti chi spara starebbe mirando proprio a loro. A Mestre gli attacchi al tram in Viale San Marco fanno paura. 3 raid notturni consecutivi, di cui uno doppio, più o meno alla stessa ora, tra le 22 e le 23, e soprattutto alla stessa fermata, Boerio. Non un semplice lancio di sassi, come all'inizio si era pensato, ma di biglie scagliate come proiettili con una forza tale da forare i finestrini. Tra i dipendenti ACTV che conducono i mezzi la tensione è fortissima. Non si tratta di qualcuno che sta tirando delle pietre. No, escludo il lancio di sassi perché il foro non presenta un lancio casuale di sassi, ma è una cosa mirata nella cabina del conducente. Voi avete proprio questo sospetto tremendo, vale a dire che chi tira queste biglie, chi spara sta mirando al conducente? Sì, lo dimostrano anche i fori che la prima sera a 1 metro dalla testa del conducente, all'altezza ovviamente tra la spalla e il capo, la seconda sera un vano passeggeri, la terza sera 2 veicoli altezza all'interno della cabina, al quale ci sono padri e madri di famiglia, ci sono colleghi sia uomini che donne a bordo. Uomini e donne che ora non lavorano più serenamente quando si passa in Viale San Marco e ci si ferma lì per istanti che appaiono interminabili, col pensiero che il cecchino sia nascosto, pronto a colpire ancora. A Marghera, alcuni anni fa, atti vandalici, per i quali era stata poi individuata una baby gang, avevano provocato la sospensione temporanea di una fermata per motivi di ordine pubblico. La fermata seguente veniva presidiata dalle forze dell'ordine. Ho chiamato i colleghi, ci siamo sentiti, la paura ovviamente, non ci nascondiamo, è molta. E se dovesse essere chiediamo anche all'assessore della municipalità e del comune della città metropolitana che intervenga per tutelare in primis le figure nostre dei conducenti e anche la sicurezza dei passeggeri. Poteva finire molto male. Penso proprio di sì, perché se ti prendi una biglia di ferro in testa o di acciaio o di ceramica, tanto bene non può farti. Sconcertanti le conclusioni della perizia sulla solfatara nella quale avevano trovato la morte, lo ricorderete, nel settembre del 2017, madre, padre e figlio di Meolo che erano in gita a Pozzuoli. Nessun presidio di sicurezza, nessun intervento sulla voragine che già si era formata, nessuna autorizzazione per un'attività che era di fatto abusiva. Sono queste le sconcertanti conclusioni contenute nella perizia sulla solfatara di Pozzuoli, nella quale ha trovato la morte 1 anno e mezzo fa una famiglia di Meolo. Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il loro figlio Lorenzo sono morti il 12 settembre del 2017, cadendo in una buca nella solfatara, e si era salvato solamente il figlio più piccolo. Lorenzo, di appena 11 anni, era scivolato nella voragine, che aveva inghiottito subito dopo anche il papà, ingegnere informatico, e la mamma, addetta ai controlli nell'aeroporto Marco Polo. Della tragedia si parlerà lunedì mattina nell'aula del Tribunale di Napoli. In ballo ci sono il procedimento penale aperto per i fatti di Pozzuoli e le gravi lacune della solfatara sul versante della sicurezza, tanto per i visitatori quanto per i lavoratori, che sono emerse nella fase d'inchiesta.
Lacune che hanno comportato l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della società che gestisce l'area. La perizia sottolinea come non fossero presenti presidi di sicurezza nella solfatara e nei pressi della voragine in particolare. Inoltre il sito sarebbe stato sprovvisto dell'autorizzazione comunale da quasi 10 anni. Sono stati individuati, identificati, perquisiti e denunciati all'autorità giudiziaria 4 russi che nella notte di ieri hanno fatto una cinquantina di imbrattamenti a Castello tra Campo San Filippo e Giacomo e Santa Giustina con pennarelli da writers e adesivi. Lo ha reso noto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha postato su Twitter le foto dei muri imbrattati. Il quartetto è stato individuato e rintracciato dalla polizia locale, che ha provveduto a sequestrare pennarelli e adesivi usati per l'atto vandalico. E fa discutere intanto il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana approvato dal Comune di Venezia. Accanto a temi che trovano ampio consenso, su altri provvedimenti le opinioni si dividono. Le norme contro i cosiddetti turisti cafoni, l'inasprimento di sanzioni decisa dal Comune di Venezia nel nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, a Cafarsetti ha messo d'accordo un po' tutti. Sul resto invece la divergenza di vedute rimane, un solco che ha diviso su vari fronti il voto della maggioranza da quello contrario dei gruppi di opposizione. Fa parecchio discutere, ad esempio, l'introduzione di multe alle prostitute, seppur per intralcio al traffico. Queste persone in realtà sappiamo tutti che sono vittime di violenza e di soprusi e vittime del racket. È evidente che queste persone vanno tutelate, bisogna farle uscire da questi percorsi criminosi e non possono invece essere sanzionate. Al di là di droghe, prostituzione e lotta al turismo cafone, poi sono tanti gli aspetti grandi e piccoli del nuovo regolamento divenuti oggetto di dibattito. Ci saranno delle regole molto più severe per le associazioni per poter richiedere i cosiddetti banchetti per poter distribuire materiale informativo. Secondariamente un'altra questione importante riguarda i ragazzi, perché questi non potranno giocare a calcio dopo gli 11 anni nei campi di Venezia oppure sotto casa, ma solo in luoghi preposti, quindi campi o aree attrezzate, ed è un'assurdità, insomma, in una città dove chiediamo più residenza, dove diciamo che c'è una bassa natalità, colpire soprattutto i più giovani. E quest'ultimo un aspetto, se vogliamo, singolare. Il regolamento fissa ad esempio il limite di 11 anni per circolare in monopattino. Dai 12 anni in su scatta la multa e il sequestro del mezzo. Ha più di 12 anni o meno di 12 anni? Meno di 12 anni. Lo sa che da 12 anni in poi adesso non potrà più andare in monopattino in città secondo il nuovo regolamento di polizia municipale? No, mi coglie impreparata. È giusto secondo lei che ci siano queste limitazioni? No, secondo me no, anche perché fanno più veloci, fanno sport che non danno fastidio a nessuno, a mio avviso. No, non è giusto, assolutamente, anche perché ormai si fanno sempre più pochi figli, le aree dove si può stare con i bambini sono sempre meno, perché c'è un sacco di brutta gente che gira specialmente qua a Mestre, e nei luoghi dove si può stare secondo me sarebbe giusto che i bambini potessero scorazzare come è sempre stato dal giorno dei giorni. In realtà i bambini di oggi sono tutti chiusi in casa rispetto a quelli di un tempo, mentre noi andavamo a giocare al parchetto, forse più che per strada, ma adesso c'è proprio un altro stile di vita anche per i bambini. Avviate a Lampedusa le indagini sulla nave di Mediterranea sotto sequestro dopo aver salvato 30 migranti in acque libiche. Interrogato il veneziano Beppe Caccia. Resta sotto sequestro la nave Mare Ionio dopo un interrogatorio fiume da parte degli inquirenti all'armatore di Mediterranea. All'uscita però bocche cucite, nessuno parla, nessun commento ufficiale, nemmeno via social. Il veneziano Beppe Caccia è indagato in qualità di armatore per il sequestro preventivo della nave Mare Ionio, che giovedì scorso aveva salvato 30 migranti in acque libiche ed è stato interrogato a lungo dai magistrati. Sotto torchio per ore, da quanto si è appreso, ha risposto a tutte le domande, ma poi all'uscita nessun commento ai giornalisti. Caccia, dal canto suo, ha sempre ribadito una grande fiducia verso la Procura di Agrigento che sta seguendo l'inchiesta. Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo sono arrivati a Lampedusa proprio per seguire il caso da vicino, visto che è molto delicato. Solo Caccia è stato però al momento interrogato. È stato infatti rinviato l'altro interrogatorio previsto in giornata, quello del comandante della nave Massimiliano Napolitano.
I PM hanno acquisito anche alcuni documenti ed email sui quali l'indagato ha fornito spiegazioni e chiarimenti. Nel frattempo, il personale della tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa e il nucleo di polizia economico-finanziaria di Agrigento stanno portando avanti l'attività investigativa delegata. I reati ipotizzati indicano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la violazione di alcuni articoli del codice della navigazione. Mediterranea invece ha sempre ribattuto di essere fermamente convinta di aver agito nel pieno rispetto dei trattati internazionali. Il padre di un giovane morto nell'aprile del 2018 in un incidente stradale non riesce ad entrare in possesso dei risultati dell'autopsia sul corpo del figlio e chiede alla Regione che venga installato un guardrail sul luogo dello schianto. Più di un anno è passato da quella maledetta notte in cui Diego Rampazzo è volato nel fosso che costeggia la Noalese, schiantandosi con la Volvo del papà sul ponticello d'accesso del distributore Repsol. Niente potrà ridare Diego, che aveva 27 anni, all'affetto dei suoi cari, e questo lo sa anche il padre Franco, che però sta portando avanti una battaglia personale perché incidenti simili non accadono mai più. È già passato un anno dall'incidente di mio figlio. Franco Rampazzo ha mosso mari e monti per chiedere che quel tratto di strada venga messo in sicurezza con l'installazione di un guardrail per evitare che altre auto possano cadere nel fossato e andare a sbattere sul ponticello. Con la forza di un padre disperato è arrivato fino a Venezia, coinvolgendo anche la Regione e chiedendo l'interessamento da parte del governo veneto. Però ad adesso non ho ancora saputo niente. Il dolore per quanto è accaduto al giovane è rinnovato continuamente anche dal fatto che i familiari non riescono a ottenere gli esiti dell'autopsia. Io aspetto l'autopsia di mio figlio da un anno a questa parte. Il mio avvocato va su quasi tutte le settimane in tribunale su a Venezia a chiederla, ma ad oggi non ho ancora niente. Il padre di Diego lancia quindi un appello e chiede di essere ascoltato. Faccio un appello al nostro presidente Luca Zaia per queste cose, perché nessuno muove niente. Lo faccio a lui, speriamo che qualcosa si muova. Condanna per il vescovo emerito di Vittorio Veneto ed ex vescovo di Chioggia Magarotto per aver fornito una falsa testimonianza in una causa civile riguardante i figli di una cugina. Condannato per falsa testimonianza, 1 anno e 4 mesi la pena inflitta a Monsignor Alfredo Magarotto, 92 anni, vescovo emerito di Vittorio Veneto dal 2003, già alla guida in precedenza della diocesi di Chioggia. È stata una lettera scritta proprio da Monsignor Magarotto al giudice a portare alla condanna, riguardante una vicenda strettamente familiare, una causa civile relativa a una compravendita contestata dai figli di una cugina del religioso, di fatto una semplice donazione alla quale uno dei 2 eredi si opponeva. In primo grado l'appello, quindi la testimonianza del vescovo emerito, che nel 2016 in aula affermò che la cugina gli aveva confidato di non aver mai percepito il controvalore economico dell'immobile che aveva ceduto a uno dei figli, salvo poi rettificare e correggere con una lettera inviata al giudice 1 anno dopo quanto dichiarato, affermando che di quei fatti la cugina non gli aveva in realtà mai accennato. Da lì l'apertura di un fascicolo per falsa testimonianza, dopo aver verificato che Monsignor Magarotto, malgrado l'età avanzata, è perfettamente lucido, si è proceduto condannandolo con pena sospesa, una decisione che ora riaprirà anche la vicenda a livello civile. La politica con le elezioni europee del 26 maggio, in corsa alle urne anche i Popolari per l'Italia. Nel gruppo dei Popolari europei, tra i candidati, Agostino Migliorini, che spiega così alcune delle priorità del programma. Noi siamo nel filone pro-life, ecco, ci pare che l'Europa stia scontando pesantemente un calo demografico ed è probabilmente il problema maggiore in prospettiva, anche perché coinvolge molte donne che vorrebbero magari avere dei figli e non riescono ad averli per tutti gli ostacoli che vengono messi loro intorno. E non ci rendiamo conto che invece il ricambio generazionale è fondamentale anche per gestire meglio quello che potrebbe essere l'immigrazione, che così rischia di diventare sostituzione di una, diciamo, di una civiltà, di una mentalità, quando invece potrebbe integrarsi bene nel momento in cui c'è anche un scambio, un giusto rapporto, insomma, ecco. Allora diventa un rafforzamento, diventa una diversità, può diventare una ricchezza. E deve cambiare molto secondo me anche l'approccio al mondo del lavoro.
Ecco, da noi il lavoro costa molto, non solo ma non perché vengono pagati molti dipendenti, perché ci sono troppe tasse sul lavoro. L'Europa paga più tasse sul lavoro di tutti gli altri, più del doppio di quello che per esempio paga il Giappone e molto di più anche degli Stati Uniti. Ci sono poi, e questi sono i paesi che pagano già abbastanza, voglio dire, ecco, ci sono paesi che ci circondano in cui praticamente il costo del lavoro è bassissimo, anche perché oltre che sottopagato non si pagano tasse eccetera, ecco, ma allora se abbiamo già questa differenza che la andiamo praticamente a raddoppiare aggiungendoci sopra un sacco di tasse, chiaramente andiamo fuori mercato, insomma, ecco. Festa grande in centro a Mestre per il primo anno di vita del mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti. C'è la torta, ci sono gli invitati e c'è pure la canzoncina degli auguri per il primo compleanno del mercato coperto di Campagna Amica a Mestre. Ma soprattutto ci sono i clienti che arrivano anche da lontano per acquistare i prodotti delle aziende che fanno capo a Coldiretti. Il mercato nelle città è nel DNA dei veneti, sia di quelli che fanno la spesa che di quelli che portano in centro i prodotti che hanno coltivato con amore e passione. Festa grande quindi a Mestre per il primo anno di vita del mercato coperto e sentite cosa ne pensano i visitatori. Auguri al mercato, auguri alla Coldiretti che ha permesso insomma, questa bella iniziativa nel centro di Mestre. Io vengo qui quasi ogni sabato perché trovo prodotti fantastici e soprattutto il piacere di conoscere le persone che li coltivano. Per ogni cliente contento c'è un operatore soddisfatto per il rapporto che si viene a creare nel mercato. Ci troviamo bene, i clienti vengono a trovarci i giorni che ci siamo, volentieri, è una cosa che fa piacere. In un anno la realtà di Coldiretti in centro a Mestre è diventata un punto di riferimento per la città e per il territorio. Qui si trovano prodotti del territorio, chilometro zero delle nostre aziende agricole veneziane che possono in qualche modo vendere e dare qualità al cliente. La consapevolezza di poter conoscere la filiera al millimetro è un punto di forza per la struttura. È una struttura che comunque in quest'anno ha visto tantissime persone del territorio frequentarla e soprattutto la cosa più importante è che le persone sanno cosa mangiano. E anche gli imprenditori agricoli si rendono conto dell'importanza del progetto. Non è facile partire in centro a Mestre con una nuova iniziativa commerciale dove già c'è di tutto e di più, ma qui vince la distintività dei prodotti agricoli del territorio che abbiamo proprio chi li produce che ci mette la faccia anche per venderli. Una proposta che verrà ripresa e adeguata a molte altre città. Noi nei nostri mercati tradizionali oramai si sono espansi su quasi tutti i centri dei comuni. Oggi siamo partiti un anno fa con questa esperienza che vogliamo traslare nei centri delle principali città di Venezia. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta con il saluto del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che lascia la laguna per prendere servizio a Napoli. Sentiamo il suo commento su questa esperienza veneziana. Cambio della guardia ai vertici dei Vigili del Fuoco di Venezia. Se ne va l'ingegner Ennio Aquilino, comandante provinciale, che si è già insediato nel comando di Napoli. Resterà reggente per qualche altro giorno in laguna, ma ha già avuto occasione di salutare colleghi e autorità che hanno collaborato con lui in questi ultimi 2 anni. Aquilino, che vanta una grande esperienza in tutto il paese, ha parole di elogio per il personale veneziano. Però devo dire che i colleghi di Venezia, dovendo mettere un voto in pagella, sono sopra la media. Qui tra l'altro soffriamo un pochino di carenza di organico, quindi c'è anche un impegno più ampio rispetto all'ordinario e hanno sempre saputo corrispondere al meglio, ma tutti, devo dire, dagli amministrativi ai funzionari al personale operativo, veramente un'eccellenza, quindi sono orgoglioso di essere stato per 2 anni e mezzo il comandante di Venezia e di questi uomini, averli potuti in qualche modo rappresentare. Venezia e il suo territorio vivono di situazioni irripetibili e anche i rapporti con le istituzioni devono funzionare alla perfezione perché tutto si svolga senza intoppi. Si è riusciti a operare su questioni anche su nodi intricati che da anni erano insoluti, come il casino
ripristino del lido, che era una problematica che non si riusciva a risolvere, a tutte le operazioni che abbiamo fatto sulla prevenzione incendi, sul Palazzo Ducale, sul Palazzo Reale, la questione del GPL di Chioggia, che è sempre agli onori della cronaca, però insomma non abbiamo mai sentito la distanza dalle altre istituzioni. Tempo di fare le valigie quindi, e anche tempo di bilanci, con un augurio per il futuro immediato nella sua nuova sede operativa. Dovendo fare un bilancio, veramente un bilancio estremamente positivo, spero che a Napoli di trovare la stessa cosa, ma si dovranno impegnare per essere a livello di quello che ho trovato a Venezia. Un'assemblea pubblica al Vega alla quale hanno partecipato associazioni, comitati, gruppi e singoli cittadini di Venezia e Mestre per immaginare il futuro della propria città. Rappresentanti, attivisti e volontari di varie realtà attive tra la laguna e la terraferma hanno avuto modo di confrontarsi e mettere in rete le proprie esperienze in un pomeriggio di lavoro che è stato diviso in diversi incontri tematici. Aperti a Venezia i festeggiamenti per i 150 anni della Querini Stampalia, con una messa presieduta dal patriarca Moraglia, a cui hanno partecipato le autorità cittadine. La Fondazione Querini Stampalia compie 150 anni. Le celebrazioni per questo importante anniversario si sono aperte con una Santa Messa presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia nella chiesa di Santa Maria Formosa a Venezia, dove il fondatore Giovanni Querini Stampalia ricevette il battesimo. Il saluto del presidente della Fondazione Marino Cortese ai presenti. Desidero ringraziare cordialmente Sua Eccellenza il Patriarca per aver aderito al nostro invito di celebrare questo rito e anche per le bellissime parole che ci ha rivolto. Ringrazio tutti i presenti che hanno fatto corona a questo rito, testimoniando la considerazione della nostra città per la memoria del nostro fondatore. In chiesa erano presenti tra gli altri il sindaco della città Luigi Brugnaro, con il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e il presidente dell'autorità di sistema portuale di Venezia e Chioggia Pino Musolino. La biblioteca Querini Stampalia è l'unica ancora aperta fino a mezzanotte tutti i giorni dell'anno e rappresenta un patrimonio di libri e ricordi, custodendo ben 370.000 volumi. Molto significative le parole pronunciate dal pulpito dal patriarca Moraglia nell'omelia. Cristo è la potenza e la sapienza di Dio. Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Le iniziative appena inaugurate si protrarranno fino a dicembre, con una serie di mostre, incontri e proiezioni di filmati. Il presidente della Fondazione Marino Cortese, nel suo discorso, ha tenuto a ringraziare il vicepresidente, professor Giovanni Castellani, e la direttrice Maria Gusta Razzari. Desidero ringraziare Con l'edizione veneziana ci fermiamo qui, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di domenica 19 maggio sarà all'insegna di un forte maltempo sulle nostre regioni a causa di una perturbazione in azione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge diffuse un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. I temporali potranno essere localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 17 e 20 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, situazione simile con precipitazioni diffuse dappertutto, anche intense, soprattutto nel corso della nottata. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove non cambierà la situazione, avremo rovesci e temporali diffusi, ma entro la nottata andrà via via migliorando.
Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime tra 18 e 19 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.